La Sicilia, come si è appreso ieri, è stata classificata come zona arancione dal governo italiano, per cui saranno tante le limitazioni che i cittadini e gli esercizi pubblici subiranno, tra cui la chiusura dei bar, vietati gli spostamenti tra i comuni. Stamani abbiamo chiesto ad alcuni cittadini cosa ne pensano. Domani siete chiusi, cosa ne pensa di questo provvedimento come baristi chiusi? Cosa ne posso pensare? Siamo in alta marea. La Sicilia arancione, se lo aspettava questo? No, non ci aspettavamo. Confronto con la Campania che era dietro di noi. Sì, è stato un bel colpo pesante, la decisione. Però come bar sarete chiusi, insomma. Sì, assolutamente non sarà la stessa cosa, perché qua fuori avevamo le piazzette, i tavoli, le persone tranquillamente prendevano il caffè qua, mangiavano anche seduti fuori per i pranzi, non ci sarà assolutamente niente, ma cerchiamo di recuperare, di salvare il salvabile. È assurdo che si sa che a Napoli ci sono stati in tutta la Campania tantissimi casi, qua in Sicilia molto meno e noi siamo ma purtroppo non possiamo fare un granché, anche con gli scioperi secondo me non ottiene tanto. Speriamo che Musumeci invece dal canto suo ottenga qualcosa di importante. Siamo all'interno di questa sala da barba, voi sarete chiusi o aperti domani? Siamo aperti, questa volta siamo aperti, per questa volta ci siamo salvati. Vi aspettavate una chiusura? Insomma, cosa ne pensa di questi nuovi provvedimenti che interessano magari altre categorie lavorative? L'avevamo pensato di essere chiusi, invece ci hanno lasciati aperti perché siamo arancione, come si dice. Speriamo che non diventiamo rossi e continuiamo a lavorare perché abbiamo di bisogno. La Sicilia è chiusa, è stata... La Sicilia Secondo lei non è eccessivo? da una prima ricognizione penso che sia eccessivo, però non ho gli elementi, i 21 elementi che ci sono per giudicare. Penso che che la Sicilia sia abitata da persone anziane come me. Un'altra cosa che penso che forse ci mancano le strutture, i sanitari, nel senso il personale sanitario. Credo che non ci sia, ma sono tutti elementi che non conosco. Musumeci ha detto che è ingiusta, è eccessiva, insomma. Ma anch'io penso che sia eccessivo, perché facendo un riferimento alla Campania mi pare che effettivamente sia eccessiva.